caloroso saluto a tutti. Vorrei parlarvi di un'eccellenza della nostra regione, il gelato veneto, nato verso la metà dell'Ottocento da tre apprendisti cadorini che appresero le prime nozioni lavorando in una pasticceria di Venezia. I tre scelsero inizialmente Vienna, capitale dell'Impero austro-ungarico, perché avevano un'economia fiorente. Si espansero poi anche a Budapest, Stettino, Danzica e in varie località della Germania. All'epoca la parola gelatieri non esisteva, venivano chiamati Zuckerbäcker, cioè pasticceri. Questo fu l'inizio della bella avventura del gelato veneto, che proseguì poi negli anni successivi con l'aggiungersi di gelatieri della Val di Zoldo, dimostrando subito spirito imprenditoriale, cogliendo l'importanza di darsi un'immagine unitaria che li distinguesse. Da qui la nascita di molte gelaterie che si chiamavano gelaterie venete, con l'effetto che la gente non diceva più andiamo in gelateria, ma diceva andiamo alla Veneta. All'estero invece si usavano nomi più comuni che ricordavano località venete. Per esempio Cortina, Dolomiti, Venezia, Rialto, Cadore e il Piave. Dagli anni 60 ci fu il boom delle gelaterie in Germania, con la nascita di migliaia di gelaterie venete che coinvolsero anche i gelatieri provenienti dal nord della provincia di Treviso. Il riconoscimento dell'importanza raggiunta all'estero, in particolare in Germania, è confermato dal fatto che nel Museo della Storia della Repubblica Federale Tedesca Bonn è stata inserita una gelateria degli anni 50 della famiglia Giacomel della Val di Zoldo. Possiamo quindi dire che le gelaterie venete sono parte riconosciuta della storia della Repubblica Federale Tedesca del dopoguerra. Negli ultimi anni anche la Regione ha riconosciuto il valore del gelato veneto per la promozione del territorio, inserendo il gelato negli stand della Regione, nelle più importanti borse internazionali di turismo come Londra e Berlino, riscontrando un successo che ha superato le più rosee aspettative. Questa in breve è la storia del dolce freddo, cioè del gelato veneto che tanto successo ha avuto e continua a averne in tutto il mondo.